Castelgomberto oggi protagonista Viaggiando Viaggiando. Ben trovati tutti i nostri amici viaggiatori anche oggi alla scoperta dei luoghi più belli vicino a casa nostra. La provincia di Vicenza anche questa settimana protagonista tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Oggi ho il piacere di iniziare questa puntata con Don Bruno Marangon, parroco del Duomo di Castelgomberto. Vogliamo parlare di questa chiesa, facciamo un po' di storia. Sì, forse sarebbe meglio guardare avanti al campanile a cui è stata sottratta la chiesa precedente. Allora si chiamava Chiesa di Santa Cecilia. Era stata costruita nel XV secolo e ampliata nel 1709. Alla fine del 1800 l'arciprete Rossettini, constatato che la chiesa era insufficiente per la popolazione, ha deciso la costruzione di questo edificio. Ma infatti quando si arriva in questo centro si vede questo campanile in mezzo alla piazza e si rimane un po' stupiti. Adesso abbiamo capito, sì. Anche perché di solito il campanile viene fatto, se non proprio attaccato alla chiesa, comunque molto molto vicino, qui invece proprio dall'altra parte della piazza. Comunque si vede quella parte rustica, dice che lì era appoggiata la chiesa. Allora nel frattempo, verso gli anni 40, si è cominciato a pensare a una parrocchia nuova che è Valle di Castelgomberto. Nel frattempo questa chiesa era stata sconsacrata ed era diventata una falegnameria. Hanno deciso di demolirla e di ricostruirla tale e quale nella frazione, diventando la chiesa parrocchiale di Valle. Però non hanno portato il campanile, che è rimasto qui. Di fatto nell'elenco dei beni delle parrocchie fatto recentemente a cura della diocesi, il campanile fa parte della parrocchia di Valle. E sono quelle piccole curiosità che colpiscono sempre. Torniamo a parlare invece del Duomo attuale. Ecco, allora diciamo che qui il monte digradava fino alla piazza del paese, era questa. Qui c'era una recinzione, un muro che era di proprietà dei signori da Schio, penso. In ogni caso, ecco, i padroni di tutta questa zona è stata acquistata, e tutta questa zona, e praticamente si è cominciato a costruire questo edificio nel 1900. Nel 1909 era già coperta la navata, poi c'è stato un'interruzione di 5-6 anni legati a un problema dell'acquedotto comunale. Si è ripresa a costruire il presbiterio nel 1915 ed è stata inaugurata nel 1920, il 21 di agosto. Quindi è una chiesa abbastanza recente, però una chiesa che custodisce dei gioielli un po' interessanti. Sì, dunque l'architetto è Gerardo Marchioro di Castelnuovo, che è autore di molte chiese nel nostro territorio vicentino, fra l'altro una qui all'Ovara di Trissino, che è una copia, diciamo, in scala minore di questa. Ecco. È stata costruita adesso, coi tempi che corrono, sembra anche sproporzionata rispetto al numero, voglio dire alla frequenza piuttosto, ecco. Però evidentemente allora con la frequenza quasi totale della popolazione diventava, diremmo, una struttura necessaria, ecco. E dentro ci sono, come vedremo, alcuni altari della chiesa precedente che era stata sconsacrata, sono stati portati qui, e cose antichissime non ce ne sono, perché il paese è unito più o meno dal XVI secolo. Prima erano due comunità distinte e la chiesa è intitolata ai Santi Pietro e Paolo. Esisteva una chiesa di San Pietro al di là del torrente Poscola, dove adesso c'è il cimitero,
che è stata demolita verso il 1887, ecco, e il nome, diciamo, il titolare della chiesa è emigrato in questa, ecco. Quindi di per sé c'è anche una storia, perché qui erano anche due feudatari, due signorie. Ce n'era una lassù che è il Monte di Santo Stefano, e là erano i da Castelgomberto, e questo dietro la chiesa che è il castello erano i da Chiuse, quindi erano due comunità distinte che poi, diciamo, si sono fuse in una, ma in tempo abbastanza recente, ecco. Allora, Don Bruno, possiamo dire che quando si entra la struttura architettonica è abbastanza importante, abbastanza imponente. Come diceva lei poc'anzi, all'esterno si rimane molto colpiti dagli altari, che vi diceva che sono della vecchia chiesa di Santa Cecilia, dunque sconsacrata, e riportati qui, diremo, qualche 10-15 anni dopo che questa chiesa è stata inaugurata. Quindi sono originali della vecchia chiesa? Sono originali della vecchia chiesa, e come possiamo vedere sono strutture settecentesche, ecco, quando la chiesa è stata ampliata, diremo perché è insufficiente a contenere il numero di abitanti. Vabbè, comunque diciamo che questo inserimento ha una piacevolissima armonia. Altra cosa molto particolare, diciamo, che colpisce molto perché è un po' difficile da trovare, specialmente in questa zona, secondo me invece sono le opere d'arte dell'altare e il lambone che c'è qui adesso. Sì. Ecco, allora queste sono opere di un artista contemporaneo che si chiama San Martin, che è originario di questo paese, che attualmente abita a Montecchio Maggiore e che ha fatto un buon numero di opere. Ecco, fra l'altro ricordo un Cristo deposto dalla croce che Monsignor Nonnis ha messo davanti al suo sarcofago nella cripta della cattedrale, che sarà il luogo della sua sepoltura, insomma, ecco. E per interessamento del parroco precedente, Don Luigi Faccin, che era stato parroco prima ad Alte, sono state fatte queste opere, no? Lambone, l'altare e il Calvario lo chiamano, dove è inserita la croce. Quindi queste sono opere, diciamo, della seconda metà del Novecento, anni 80-90, insomma, ecco. Però comunque che respirano una bella armonia all'interno di questa chiesa. Altre caratteristiche? Oddio, essendo la chiesa, diciamo, tutto sommato recente, adesso dovremmo cominciare a pensare magari a fare le celebrazioni per il centenario della consacrazione. Le cose, diciamo, artisticamente pregevoli sono quelle riportate qui dalla chiesa precedente e quello che è stato fatto di nuovo in questo scorcio di tempo, insomma, ecco. Don Bruno, siamo ormai alla conclusione della visita di questa chiesa, vogliamo soffermarci in questo punto particolare? Sì, allora il presbiterio è stato riorganizzato per diremo, accogliere questo nuovo altare e qui è stato riportato, diremo, l'altare precedente, almeno la parte frontale del paliotto, e sopra è stato collocato questo Cristo risorto che per alcuni aspetti sembra richiamare, diremo, la risurrezione del Fazzini nell'aula delle udienze del Papa a Roma, no? Si vede, quello è in bronzo, ma questo anche è dunque l'immagine di Cristo, di Cristo risorto, Signore dell'universo, rappresentato da quel globo che si vede sulla sinistra. E insieme con l'ambone, l'altare e il Calvario, ecco, fa parte di quelle opere prodotte negli ultimi 2 decenni, ecco, per come dire, arricchire anche artisticamente, diremo, questa chiesa. Grazie, Don Bruno.
Sì, avete proprio visto bene, è un presepio e sarà il primo presepio di questo 2012 perché in questo luogo, in questo paese Castelgomberto c'è un'iniziativa che dura già da molti anni molto bella e noi fra pochi istanti andremo a scoprirla assieme. Tutto questo dopo la pubblicità, vi aspetto tra pochissimo. Seconda parte di Viaggiando, ben trovate tutti i nostri amici viaggiatori. L'abbiamo già annunciato prima della sigla. Innanzitutto ricordiamo che siamo a Castelgomberto in provincia di Vicenza per una puntata un po' particolare. Vogliamo entrare nell'atmosfera del Natale che fra poche settimane arriverà e siamo venuti proprio a Castelgomberto perché pensate qui c'è da molti anni un'iniziativa che procede grazie al volontariato e all'aiuto di tante persone che lavorano praticamente tutto l'anno per portare avanti queste iniziative. Ho vicino a me con mio grande piacere il sindaco di Castelgomberto, Lorenzo Daltoso, per parlare appunto di questa iniziativa. Entriamo praticamente nei piani alti della chiesa del vostro Duomo e ci si tuffa direttamente dentro il Natale con una raccolta di presepi permanente, diciamo innanzitutto. Sì, hai detto bene, sono molti anni che questo gruppo fa presepi, li costruisce per tutto il tempo dell'anno e questa è l'11ª edizione che presentiamo. Siamo all'interno del Duomo, come giustamente abbiamo detto, in una sala che è stata ristrutturata completamente dal gruppo stesso, per cui è anche piacevole la sala da vedere, e presenta una collezione di diorami che parte dalla storia della salvezza con una serie di scene che rappresenta la vita di Gesù e termina poi con una serie di natività e presepi di grandi dimensioni. Allora, partiamo ad esempio, soffermiamoci un attimo su questo che abbiamo alla nostra destra. Diamo già qualche curiosità, qualche piccola peculiarità dei vari presepi contenuti in questi diorami. Allora, innanzitutto si usa per lo più polistirolo, gesso, poliuretano espanso, materiali come il legno, materiali poveri se vogliamo dire come valore intrinseco, che però poi vengono lavorate da abili mani e una volta messo il colore e messe le statue nella giusta posizione, tenendo conto anche magari di prospettiva e quant'altro, viene fuori una scena che fa ammirare le persone e restano di stucco. Allora, abbiamo detto 11 anni, quindi già 11 edizioni, quindi già una bella tradizione, una scommessa che è nata parecchi anni fa. Come è nata e come sta crescendo questa iniziativa? Allora, l'associazione è nata nel 90 ad opera dell'ex parroco Don Luigi Faccin, che ha detto a delle persone del paese di presentarsi in chiesa per parlare di cominciare a costruire un presepe. Da un presepe il gruppo si è fatto prodigo di chiedere questa stanza e appunto di 11 anni fa siamo arrivati a fare questa mostra. Dall'anno scorso facciamo anche una seconda mostra durante il tempo di Natale. Quest'anno verrà presentata alle scuole elementari del centro dove metteremo anche una serie di presepi fatti dalle scuole. Beh, è sempre bello, poi quando le iniziative crescono e hanno dei nuovi spunti, secondo me è sempre una cosa positiva perché è un segno di vitalità, perché se poi magari si rimane fermi vuol dire che poi si entra un po' in crisi, anche perché penso che con un'iniziativa così e così impegnativa, perché comunque anche solo il mantenimento di tutti questi presepi penso che porti via tanto lavoro durante tutto quanto l'anno, sindaco. Beh, il gruppo si ritrova praticamente da marzo a dicembre ogni martedì sera e per fare un presepe come questo un abile costruttore impiega almeno 300 ore di lavoro. Cioè, pensate veramente per quella che è veramente un'arte, io penso sempre, per esempio, devo dire la verità, ci sono alcune famiglie che hanno la passione, l'arte del presepio, c'è altre famiglie che hanno invece la passione, l'arte invece magari dell'albero di Natale, però il connubio è veramente sempre molto bello e poi comunque già entrare in questa stanza se veramente si respira un po' l'aria di Natale. Abbiamo detto tanti ciclorami che contengono tutti questi piccoli capolavori, possiamo definirli così, tante piccole opere per arrivare a un certo punto dove invece c'è un'apertura e si possono incontrare dei presepi molto più grandi, dei presepi che hanno anche dei movimenti e quindi diciamo che forse sono quelli che scolpiscono specialmente i più piccoli il fascino appunto dei vari movimenti.
Certo, le statue che si muovono, che presentano varie lavorazioni, indubbiamente colpiscono i bambini, ma oltretutto c'è anche l'afflusso dell'acqua vera che scorre, l'alternanza giorno-notte, alba-tramonto, per cui è completo e affascina, è sicuramente un presepe affascinante e come giustamente hai detto prima, Natale senza presepi, senza albero non sarebbe Natale. Ma quello assolutamente, anche in tempo di crisi, magari fatto con dei materiali di riciclo, di recupero, e magari lasciando stare magari qualche statua che costa magari centinaia di euro, però il presepe o l'albero in casa ci vuole assolutamente. Sindaco, io con la sua presenza non posso che chiederle alcune peculiarità. Per ritornare stiamo facendo una puntata intera, anzi già da un paio di settimane. La settimana scorsa abbiamo avuto il piacere di visitare la Villa da Schio, la bellissima villa che è appunto uno dei gioielli di questo paese. Vogliamo dare qualche altro spunto ai nostri telespettatori, perché secondo me nella provincia vicino a casa nostra molto spesso abbiamo dei gioielli, delle peculiarità che pochi di noi conoscono. Beh, innanzitutto Castelgomberto è forse uno dei pochi paesi che è rimasto rurale e agricolo nella vallata. Abbiamo la vallata che va verso Vicenza, che non predominano le case, ma anzi è ancora verde, e questo presenta anche l'indubbio vantaggio di avere dei ristoranti e delle trattorie che presentano cibi, pietanze culinarie tipiche della nostra zona. Parliamo della trippa, della bondola, l'olio di oliva che viene coltivato in queste zone, e formaggio. Abbiamo la latteria che presenta dell'Asiago, uno dei maggiori produttori di Asiago nella provincia di Vicenza, per cui è un territorio ancora che ha preservato questi valori. Beh, tra l'altro in questi anni dove che il turismo enogastronomico continua, forse l'unico delle voci della nostra economia che continua a crescere, perché le persone sono sempre più alla ricerca di quelli che sono i prodotti tipici, i prodotti caratteristici e i prodotti in particolar modo rurali, perché vogliamo ricordarlo che specialmente gli agriturismi in questi ultimi periodi, questi ultimi anni, hanno un trend sempre più in crescita. Penso sia un'arma vincente anche quello di aver fatto delle politiche per preservare i territori. Certo, questo devo dire, siamo stati fortunati nel tempo a non avere troppo espanso la zona industriale e altre zone abitative del paese. Poi nel nostro paese, a parte la Villa dei Conti da Schio, c'è anche Palazzo Barbaran, che è sempre un palazzo di epoca veneziana, per cui bellissimo da vedere, recentemente ristrutturato. Abbiamo la presenza della fiera di Santa Maria Maddalena a luglio, che è una delle più importanti a livello veneto, anche qui principalmente rivolta al mondo agricolo, ma sempre più ultimamente anche commerciale, e poi che altro? Sentieri naturalistici, presepi che abbondano e ci sono dappertutto. Merita farci un bel giro a Castelgomberto. Io vorrei aggiungere una cosa, Sindaco, lei ha detto tutte queste bellissime cose, devo dire anche tanta gente simpatica, gentile, che ti accoglie con un sorriso e che è molto disponibile, che secondo me è una cosa molto importante quando si va veramente a visitare un luogo, trovare delle persone disponibili, accoglienti, con un sorriso. E questo, io devo dire la verità, io era la prima volta, anche se sono vicentino, ho sempre vissuto qui, diciamo a poche decine di chilometri, però è la prima volta che vengo in questa zona, in questo comune. L'impressione è stata veramente molto bella, io di questo la ringrazio per l'accoglienza che ho avuto. E anche per oggi, amici, siamo arrivati alle battute finali. Prima però diamo qualche informazione di servizio. Siamo già ai primi giorni di dicembre, quindi periodo ideale per venire a visitare questa esposizione di presepi che fate. Vogliamo dare qualche informazione di servizio ai nostri telespettatori, gli orari, come si fa a avere delle informazioni e naturalmente le aperture. Allora, l'apertura ufficiale sarà il 16 dicembre nel pomeriggio, poi comincerà il 25 dicembre per tutti i giorni, tutti i pomeriggi dalle 14:30 alle 19 ci sarà l'apertura, potrete venire a vedere come e quando volete, l'ingresso è gratuito e ci sarà anche la presenza di chi vuole bere un caffè nell'altra sede che facciamo presso le scuole elementari. Tra l'altro, Sindaco, c'è anche un sito internet. Sì, volevo ricordare, il nostro sito è www.presepi-castelgomberto.it, è sempre attivo tutto l'anno, dove mettiamo anche le iniziative che andiamo a fare, le varie gite che organizziamo, la lotteria che facciamo di presepi, perché qui è presente anche una lotteria dove
il nostro gruppo realizza 10 presepi, li mette anche a sorte per il pubblico che viene a visitarci. Sono organizzatissimi, veramente. Io però abbiamo parlato di volontari, abbiamo parlato di questo gruppo, abbiamo qui con noi che si sono nascosti degli amici che io prego di venire un attimo qui con me, perché vorrei finire, come si parla di Natale, si parla di grande, venite, si parla di grande lavoro, quindi vorrei finire questa puntata con voi. Vi ringrazio ancora per l'ospitalità. Il vostro nome? Penso Antonio. Carlotto Antonio. Fortuna Mario. Pensavo Antonio anche lei, perché dicevo Antonio, Ah, ecco, mi sembrava. No, io veramente vi ringrazio, voglio fare i complimenti a voi, ma un po' facendoli a voi voglio farla veramente a tutti i gruppi di volontari che operano un po' in tutto il nostro territorio, ma un po' dappertutto. Le persone, i volontari che fanno parte di queste associazioni, che portano avanti le tradizioni, che credono nei progetti, veramente va un plauso incredibile, perché lo fanno proprio con passione. Quindi io, facendo un ringraziamento a voi, voglio farlo a tutti quanti. Sindaco, siamo proprio alle battute finali. Io vi ringrazio, invito tutti i nostri telespettatori, voglio ricordarvi, dal 16 dicembre potete venire qui a visitare tutti i vari presepi, magari dare anche degli spunti, perché penso siano sempre ben accetti, magari per altre iniziative, però credetemi, sono veramente organizzatissimi. Allora, siamo arrivati alle battute finali di questa puntata di Viaggiando. Voglio ricordarvi, come di consueto, che se volete rivedere questa puntata, disponibile su YouTube, questa e tutte le puntate precedenti, quindi basta andare su qualsiasi motore di ricerca oppure su YouTube direttamente, digitare Viaggiando, oppure il nome e cognome sottoscritto, quindi semplicemente Piero Brazzale. Voglio ricordarvi inoltre che se volete mettervi in contatto con noi è disponibile la nostra casella di posta elettronica viaggiando@telechiara.it, oppure per avere un dialogo diretto, immediato, è disponibile anche la nostra pagina di Facebook, quindi Viaggiando, diventate nostri fans e quindi potrete dialogare con noi, e potrete anche da Facebook vedere tutto il nostro archivio con molte puntate. Con oggi è proprio tutto, io vi do appuntamento a fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto. Viaggiate assieme a noi.